Erosi circa 50.000 metri cubi, in alcuni tratti anche 10 metri lineari di spiaggia. Il mare ancora una volta spinto dalla burrasca ha danneggiato chilometri di litorale. Novembre si riconferma mese negativo. Duramente colpite le solite località e quindi Isola Verde nella parte meridionale della costa, la pineta di Jesolo, Eraclea, in particolar modo la spiaggia di Bibione che è stata pesantemente investita da un fenomeno importante che ha determinato un'erosione quasi di 50.000 metri cubi sia nella parte centrale della località che in zona Pineda. A 3 anni dalla tempesta Vaia e dall'acqua Granda, i danni ingenti nel litorale veneziano si ripresentano anche se limitati a zone specifiche. Preoccupato Alessandro Berton, presidente Union Mare Veneto, pronto a chiedere interventi urgenti e strutturali per evitare che nel futuro eventi di tale portata possano ripetersi. Perché la costa va tutelata non solo dal punto di vista ambientale, ma anche, e aggiungerei soprattutto, per mettere in sicurezza quello che è un comparto fondamentale che anche quest'estate si è dimostrato traino di questa ripartenza economica in considerazione anche delle importanti ricadute occupazionali. Conforto e cauto ottimismo, continua Berton, ha creato la notizia che il governo ha deciso di non inserire nel temuto DDL concorrenza la questione delle concessioni demaniali. Ad oggi il Veneto, che non teme la mappatura del governo, chiede piuttosto che i canoni per le concessioni vengano reinvestite nel territorio. La mappatura, ad esempio, dimostrerà che siamo e continuiamo orgogliosamente ad essere la prima regione per contribuzione di canoni demaniali. Ci piacerebbe che parte di quei canoni potessero essere persino, senta cosa le dico, aumentati, ma rimanere nel territorio ed essere utilizzati per mettere in campo quelle opere di difesa che sono essenziali per mettere in sicurezza un comparto fondamentale della nostra economia.